nell'ultimo anno circa una diminuzione globale delle emissioni, sia quelle industriali sia quelle del traffico, il traffico pesante e così via, che è collegato, probabilmente un effetto ce l'ha. La qualità dell'aria ringrazia dunque la crisi economica che tra i molteplici effetti negativi ne conta almeno uno positivo, il sensibile miglioramento dei valori di inquinamento. A favorire la dispersione delle emissioni nocive sono intervenute nel 2008 anche le condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Così nel 2008 il rapporto annuale dell'ARPAV indica per la prima volta valori in calo rispetto agli anni precedenti. Abbiamo registrato un valore annuo medio che è più basso del limite nazionale e internazionale di riferimento. Va precisato che alcuni dati sono positivi perché in calo, non perché siano sotto i limiti di legge. La concentrazione media annuale delle PM10 è superiore alla soglia dei 40 microgrammi per metro cubo d'aria, soprattutto in via Circonvallazione a Mestre. I giorni di superamento dei limiti, che dovrebbero essere massimo 35 all'anno, al Parco Bissuola sono arrivati a oltre 80, in via Circonvallazione quasi a 120. A preoccupare anche i valori delle PM2,5. Sono ancora superiori al valore che viene riportato e che entrerà in vigore il prossimo anno con la nuova normativa europea. A contribuire ai risultati positivi registrati anche le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale, dagli accordi volontari sottoscritti per il controllo dei fumi delle grandi navi al blocco delle auto, già decisi intanto i provvedimenti per quest'anno. Prevedono la limitazione per le auto non catalizzate dal lunedì al venerdì, mentre non vogliamo riproporre il sistema delle targhe alterne.